Omicidio preterintenzionale. È con questa accusa che oggi i carabinieri hanno arrestato il 47enne Luca Furlan, il compagno di Elda Tandura, morta il 24 ottobre scorso all'ospedale dopo un mese di agonia. Una svolta nell'inchiesta del dramma di Vittorio Veneto, l'ipotesi di reato modificata dalla procura dopo l'esito dell'autopsia che ha accertato come il trauma cranico che ha ucciso la 66enne sia stato provocato da una violenta spinta. E secondo il PM a spingere la donna sarebbe stato proprio il compagno al culmine di una delle frequenti e burrascose liti che i due avevano. Subito dopo la morte della donna Furlan era stato indagato con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte, ma gli accertamenti del medico legale hanno portato la procura ad aggravare l'accusa nei confronti del 47enne e a chiedere al GIP la misura cautelare dell'arresto. Era una delle possibilità a disposizione della procura quella di chiedere che venisse emessa un'ordinanza di custodia cautelare. Visto che è intervenuta dopo che sono stati svolti gli accertamenti tardivi di contenuto negativo, non mi aspettavo sinceramente che a fronte di questo venisse poi richiesta l'emissione di una misura, perché né l'autopsia e né gli accertamenti dei RIS presso l'appartamento della signora hanno portato riscontro all'ipotesi accusatoria. Un'inchiesta difficile quella sulla morte dell'ex insegnante, caratterizzata dai tempi lunghi. Dalla notte del 28 settembre, quando la 66enne era finita in ospedale con un trauma cranico e aveva subito 2 interventi neurochirurgici, fino alla sua morte il 24 ottobre, il fascicolo è rimasto fermo. E gli accertamenti sono iniziati solo quando l'inchiesta è stata affidata al sostituto procuratore Maria Giovanna De Donà, che subito ha iscritto sul registro degli indagati Furlan e lo ha interrogato. Qualcosa di più gli inquirenti avrebbero potuto fare nell'immediatezza del fatto. Questo perché forse nell'immediatezza del fatto si sarebbero potuti anche raccogliere degli elementi che potevano servire a chiarire quanto effettivamente è avvenuto, e quindi noi la contestiamo e penso di poter anticipare che è un'ordinanza che impugneremo. Un rapporto violento secondo le testimonianze di vicini di casa, ma Furlan, pur in carcere, si dice fiducioso di poter dimostrare di non aver causato la morte della donna. Convinto di poter dimostrare che comunque il colpo che ha comportato purtroppo la morte poi della signora Tandura non è stato inferto da lui.